tutti, allora siamo pronti per partire. Prima di cominciare con Rosella vi do alcune informazioni, alcuni annunci. Intanto, se qualcuno non l'ha visto, entrando è già pronto il piano per la seconda parte dell'anno. Come sapete facciamo 4 proiezioni nella prima parte dell'anno, saltiamo l'estate e poi ne facciamo altre 4 nella seconda parte dell'anno. La novità per queste date sarà che non proietteremo, avevo già accennato l'ultima volta, non più di lunedì sera ma di martedì sera, perché qui lunedì è quasi sempre impegnato. Anziché il primo lunedì sarà il primo martedì del mese, escluso settembre, che lo facciamo il secondo per non essere troppo attaccati ad agosto, alle vacanze, eccetera, eccetera. Quindi questo per quel che riguarda i viaggi. Nel frattempo però, voi sapete che noi siamo un gruppo fotografico, organizziamo anche altre cose e io vi segnalo la serata di venerdì sera. Venerdì sera qua avremo qui uno dei fotoreporter di guerra, anzi forse il fotoreporter di guerra italiano più famoso, più bravo, lui è italiano, si chiama Gabriele Michalizzi, molto giovane, intorno alla quarantina, ed ha già una carriera non indifferente alle spalle. È stato in Afghanistan, ha fatto tutte le primavere arabe, è già stato in Ucraina, ci porterà anche foto dell'Ucraina, quindi è secondo me una serata da non perdere, non solo per i fotografi ma anche per il tema che viene trattato. Quindi venerdì sera, questo venerdì, stesso orario, stesse modalità. Infine vi ricordo che anche se terminiamo le proiezioni di viaggi, diciamo, del periodo inverno-primavera, quest'estate non staremo con le mani in mano, abbiamo già organizzato qualcos'altro. Ci sarà la seconda edizione di Maglia, per chi l'ha vista lo scorso anno, sono praticamente le serate in multivisioni. Le multivisioni sono dei piccoli racconti che vanno dai 5 ai 10 minuti tra musica e immagini, ma soprattutto saremo in 3 luoghi molto belli d'estate. Le serate saranno il 7, il 14 e il 21 luglio e saremo qui a Conegliano al convento di San Francesco, al cortile esterno del convento di San Francesco. Per chi non sa dov'è, è sulla salita che va verso il castello a piedi, la Madonna della Neve. A Colle Umberto, è il parco che si trova in centro, un'altra bellissima locazione. E infine andremo a Vittorio Veneto, non al castello come abbiamo fatto l'anno scorso, ma al parco della villa di Papadopoli. E per chi non sa dov'è, Ceneda, la cattedrale, si parcheggia lì e si sale verso il parco. Ci sarà questa volta, questa è una novità, ci sono appunto le classiche 3 serate introduttive, però ci sarà con Umberto una serata, cioè 3 serate classiche, ma ci sarà una serata introduttiva dedicata a un fotografo, così un fotografo molto bravo, tra l'altro a chilometri zero, perché abita qui a Mareno, Casagrande, e ci presenterà i suoi lavori e un po' tutta anche una parte della sua carriera, visto che ormai è da tantissimi anni che fotografi, quindi un'altra serata molto interessante con dei filmati proprio simili a multivisione. Sarà una serata introduttiva alle 3 serate multivisive. Chi vuole essere informato soprattutto sulle date di questi eventi e sui luoghi, fuori c'è un foglio dove mettere il proprio nome e indirizzo email, e circa una settimana, 10 giorni prima, verrà informato su queste date che vi anticipo sono 28 giugno, 7, 14 e 21 luglio. A questo punto io non mi dilungo oltre, vi presento Rosella, molti di voi la conoscono, molti di voi hanno visto le sue proiezioni. Lei è anche iscritta al CAI, quindi è appassionata di montagna, non so quanta montagna vedremo stasera, per quanto ce ne sia in Etiopia. L'Etiopia è un paese bellissimo, uno dei più bei paesi dell'Africa, c'è materiale per fare 5-6 viaggi solo per l'Etiopia, e una regione molto particolare ce la presenterà lei stasera. Buona visione. Ci siamo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione del viaggio in Etiopia, nella valle del Lago River, che ho fatto a settembre 2019. Vediamo subito, innanzitutto vi dico che sarà un viaggio per voi, penso, vi porterò in posti un po' particolari, diciamo alla scoperta delle tribù che vivono nella parte meridionale della valle del Lago River,
che sono etnie che vivono ancora lontane dalla civiltà. Vediamo subito un inquadramento geografico dell'Etiopia, uno stato dell'Africa orientale situato, vedete, nel Corno d'Africa, con una popolazione di circa 117 milioni di abitanti. La capitale, vedete qui, è Addis Abeba, situata circa al centro dello Stato. Quello che si evidenzia subito guardando la mappa è un vasto complesso di montagne e altopiani che sono separati al centro dalla Great Rift Valley, di cui vi dirò più avanti. Ai margini di queste zone montuose troviamo delle pianure, delle steppe semiaride e anche il deserto, specialmente nella parte est. Gli altopiani etiopi comunque ricoprono la maggior parte del paese e hanno il vantaggio di avere un clima molto fresco, e infatti è proprio qui che sono sorti i villaggi, tra cui anche la capitale Addis Abeba, che è situata a 2400 metri di altitudine. Tuttavia ci sono anche zone, come dicevo prima, desertiche o semidesertiche, con un clima molto arido e molto caldo, come nella regione della Rancaglia a est. Quello che su cui volevo, vediamo qui per esempio nella parte alla base della Rift Valley troviamo foreste di tipo tropicale, mentre nelle montagne vedete che l'aspetto proprio fisico del paesaggio è un po' diverso. Quello su cui volevo portare la vostra attenzione è la Great Rift Valley, una grande fossa tettonica, cioè una vasta frattura geologica che inizia dal nord del Corno d'Africa e scende per circa 6.000 km in direzione sud fino al Mozambico. Ecco, questa è una frattura, diciamo, che si è originata ha iniziato questo processo ben 35 milioni di anni fa, e praticamente la placca africana si va staccando dalla placca indiana arabica, e sul fondo di questa depressione praticamente si è formata questa grande valle, la cui larghezza può variare dai 30 ai 100 km, ma anche l'altitudine, diciamo, delle scarpate laterali può variare dai 100 ai 1000 metri. Ecco, quello che ci interessa a noi è proprio capire cosa c'è sul fondo della Great Rift Valley. Noi percorreremo questa via proprio, dove c'è questa linea rossa, è il percorso della Rift Valley, sul fondo della quale vediamo tutta una serie di laghi. Ecco, questi sono laghi molto importanti per l'economia locale e anche per la flora e la fauna, diciamo, del luogo. Quello che c'è da dire di interessante è che alcuni sono laghi di acqua dolce, altri sono laghi salati e alcalini. Ciascuno ha il proprio microclima molto particolare e qui si trova una grandissima biodiversità. I laghi costituiscono una fonte economica importante per i villaggi, per i paesi della zona, perché sono ovviamente per la pesca, ma anche per l'estrazione del sodio. Ecco, noi visiteremo, strada facendo, andando verso sud, visiteremo il lago Chamo, che è questo che vedete qui più in basso, è una delle destinazioni migliori in Etiopia per vedere i coccodrilli del Nilo, del loro habitat naturale. Poi qui si raggiunge una grande varietà di uccelli di ogni tipo, e poi anche ippopotami e altri tipi di animali. Subito sopra troviamo il lago Awassa, noi ci fermeremo anche qui, è un bacino di acqua dolce molto pescoso, e sulle sue rive c'è anche un interessante mercato del pesce che vedremo. Poi ovviamente ci sono pelicani, roni, cormorani, c'è un po' di tutto questo tipo di uccelli. Faremo a una tappa anche il lago Ziway, che è quello qua sopra.
Dico due parole sul lago Tana, perché il lago Tana non fa parte del nostro percorso, però è comunque il lago più grande dell'Etiopia ed è famoso perché dal lago Tana esce il Nilo Azzurro, che poi con un percorso va a formare il grande fiume Nilo. Altra cosa interessante è che appunto nel lago Tana c'è una riserva della biosfera dell'UNESCO. Ma parlando di fiumi, adesso mi tocca parlare del fiume che interessa da vicino il mio viaggio, che è il fiume Omo. Lo vedete, il percorso nasce dall'altopiano etiope e scende in maniera molto tortuosa fino a sfociare nel lago Turkana, al confine con il Kenya. Dunque, pensate che il suo percorso è di 760 km. Tutta la zona della Valle dell'Omo ha una grande importanza dal punto di vista archeologico, oltre che geologico, perché qui sono stati trovati in questa zona numerosi fossili di ominidi risalenti ad epoche del Pleistocene e anche scheletri appartenenti al genere Australopithecus e Homo. Per questo nel 1980 la Valle dell'Omo è stata inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Tra parentesi ricordo che l'Omo fu esplorato per primo dall'esploratore italiano Vittorio Bottego nel 1895. Ecco, ultima cosa vorrei dire importante è che l'Etiopia, appunto dicevo già, che è centro veramente mondiale di biodiversità. Pensate che in Etiopia sono state registrate ben 856 specie di uccelli diversi, 20 delle quali sono endemiche. Allo stesso modo ci sono anche 31 specie di mammiferi endemici dell'Etiopia. Comunque qui all'interno di questo paese, per chi volesse fare anche un viaggio per trovare animali, ci sono i Big Five e tutti i grandi erbivori delle savane africane. Ecco, adesso io vi lancerò un video nel quale vedrete appunto gli aspetti dell'ambiente dei laghi che abbiamo visitato, tra cui alcuni uccelli come l'aquila pescatrice ed altri ambienti di quest'area. Quindi vado oltre, scusate che esco e vi lancio il video. Aiuto. Dovrei uscire ma non esco e quindi faccio così, eccolo qua. Sono un po' impacciata perché non è il mio computer, abbiate pazienza. Abbiamo qualche problema con l'audio.
cominciamo a parlare delle etnie. Questa che vedete, circondata in rosso, è la regione delle nazioni, nazionalità e popoli del sud. Questa regione è stata istituita solamente nel 1995 ed è una regione prevalentemente montuosa e semiarida, ed è proprio qui che si svolge la nostra esplorazione alla scoperta delle tribù della Valle dell'Omo. Pensate che in quest'area sono presenti ben 45 gruppi etnici diversi. In tutta l'Etiopia in totale abbiamo 80 gruppi etnici diversi. Pensate che poi ciascun gruppo ha la propria lingua, quindi è praticamente una babele di lingue. La zona della Bassa Valle dell'Omo è una terra molto antica dove le persone vivono ancora in contatto con la natura e lontane da qualsiasi forma di modernità, dove diciamo i ritmi della vita sono dettati dalla luce e dal buio. Queste popolazioni sono definiti popoli nilotici perché parlano lingue di provenienza nilo-sahariana, perché loro appunto vengono da quell'area e sono emigrati verso sud seguendo il corso dei fiumi. Questo proprio è la peculiarità di quest'area che ha fatto sì che nel 1980 sia diventata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO proprio per le sue caratteristiche dal punto di vista genetico, linguistico e sociale, perché in nessun'altra parte del pianeta c'è una concentrazione così alta di tante popolazioni diverse. Vi dico qualcosa per riconoscere che questa è la Bassa Valle dell'Omo. In rosso vedete sottolineate i nomi delle tribù. Allora vi dico in particolare le caratteristiche che accomunano le tribù nilotiche. Hanno una statura molto alta e longilinea, la carnagione molto scura. Gli uomini, le donne e i bambini in genere indossano molti accessori che li distinguono, sono proprio un segno distintivo della loro etnia. Quindi parlo di collane, in particolare il tipo di pettinatura, i tatuaggi, le scarificazioni, l'uso del colore. Tutte queste tribù praticano cerimonie di iniziazione che sanciscono il passaggio dalla pubertà all'età adulta. Poi sia i ragazzi che le ragazze praticate la circoncisione, che è un requisito per potersi sposare. A proposito delle scarificazioni, diciamo che tutte queste tribù fanno delle incisioni sulla pelle e delle scarificazioni appunto di cui vi parlerò successivamente. La maggior parte di queste tribù pratica un'economia legata alla pastorizia, anche un'agricoltura di tipo molto, molto semplice ed essenziale. C'è da dire che le tribù, le etnie che sono già sedentarizzate e che praticano l'agricoltura sono più strutturate dal punto di vista sociale, mentre chi pratica la pastorizia sono tribù legate al nomadismo o al seminomadismo, per cui anche la struttura sociale è inesistente, in particolare nelle tribù guerriere come i Morsi. Allora, vado avanti, ecco, vi presento le prime 3 tribù che poi vedrete nel prossimo video. Questo è il corso dell'Omo, vedete le piroghe scavate dal tronco degli alberi. Inizialmente vi presenterò l'etnia Erborè. È un popolo molto fiero di circa 4.000 individui suddivisi in piccoli villaggi. Le capanne, come vedete, sono realizzate esclusivamente con l'utilizzo delle canne legate tra loro. La caratteristica poi di tutti questi villaggi è quella di avere questa specie di recinto fatto di rami dove si ricoverano gli animali per proteggerli dai predatori. Le donne dell'etnia Erborè hanno il seno scoperto e dal collo pendono un sacco di collane di tutte le forme, di perline di tutti i colori, e in particolare vedete multicolori anche i bracciali, poi
poi ci sono addirittura delle collane fatte con queste conchiglie che sono le cipree che vengono dal Mar Rosso. In particolare poi anche degli orecchini a forma di spirale che sono proprio, contraddistinguono proprio questa etnia. Vedremo poi l'etnia Dassanetk. I Dassanetk sono un popolo nomade o seminomade di circa 30.000 persone che vivono prevalentemente vicino al delta del fiume Omo, cioè vicino al lago Turkana. Praticano, oltre che l'allevamento chiaramente delle capre e delle mucche, praticano anche la pesca e la caccia ai coccodrilli. Ecco. I Dassanetk prestano anche molta attenzione al loro aspetto fisico e alle decorazioni. Qui vedete le caratteristiche di questo villaggio: sono capanne di frasche praticamente con un unico foro per l'ingresso, rivestite da queste lamiere che tutto sommato non, sì, fanno ombra, però anche fa molto caldo in questa zona. Sono altissime le donne, vedete quella ragazza sulla destra, penso che fosse stata almeno 1,95 m per capirsi. Altra caratteristica interessante dei Dassanetk è questa conciatura che gli uomini fanno sulla testa. Modellano con l'argilla questo cercine colorato poi e con le piume di struzzo attaccate sopra, che dimostra il loro valore per aver ucciso un animale feroce o un nemico in battaglia. Quando li vedete seduti, generalmente loro stanno seduti su uno sgabello che lo vedete in mano a questo signore qua, che serve loro da sgabello ma anche da poggiatesta quando dormono. L'utilizzo ovviamente delle zucche, anche questa è una caratteristica, mettono a seccare le zucche, le tagliano e servono come contenitori utensili per la casa. E quindi arriviamo al discorso delle scarificazioni. La maggior parte di queste tribù praticano questi disegni sulla pelle che vengono fatti sulle braccia, sulla schiena, sulle spalle, sulla pancia, e per le donne hanno esclusivamente una funzione decorativa. Poi vengono fatti i disegni sulla pelle, vengono incisi con una lametta e poi vengono tamponati con una miscela di acqua e cenere che fa sì che la cicatrizzazione venga così rilevata, dando origine a questi disegni. Terza etnia, vedrete l'etnia Karo, un gruppo meno numeroso rispetto ad altri, vivono proprio sulle rive del fiume Omo, praticano anche loro l'allevamento e la pesca. Ecco, generalmente qui vedete un'immagine delle donne, le donne adulte portano anche in questa etnia la gonna di pelle di capra, usano decorare il proprio corpo con il gesso bianco, vedremo alcuni esempi dopo. Interessante, vedete qui al centro dello spiazzo c'è questa costruzione che viene fatta sopraelevata per conservare appunto i semi e i cereali perché non vengano presi. Qui ci sono, vedete, due ragazzine che stanno giocando ai sassetti, come facevo io da bambina. Ecco, il tipo di decorazioni che i Karo praticano con il gesso bianco ed altri colori, e ne vedrete altri esempi poi nel video. Ultima cosa che volevo dirvi dei Karo è questa usanza che hanno le donne di trafiggersi il mento con un chiodo oppure con un bastoncino di legno e lo lasciano conficcato oppure anche no. E in questo caso questa donna aveva una cannuccia, però generalmente se osservate in altre foto vedete che proprio hanno un chiodo, un bastoncino. Quindi a questo punto io esco e vi lancio il video di queste prime tre etnie.
ritorno alla mappa della carta della Bassa Valle del Nomo per farvi vedere allora questo appunto è il corso del fiume Nomo. Adesso noi ci spostiamo più verso nord e andiamo a vedere questa etnia, l'etnia Mursi. Dopodiché ci sposteremo verso le montagne e andremo a visitare le montagne di qua, i Conso e altre tribù di cui vi parlerò. Cominciamo subito con dire che nella zona in cui ci stiamo recando per la prossima tribù, che è la tribù di Mursi, siamo in quest'area che vedete il triangolino, quello lì in basso, confine con il Sud Sudan. Qui abbiamo l'Omo National Park, che è proprio confina con il Sud Sudan, è stato istituito nel 1959 e in questo parco vi è la maggiore densità di animali selvatici di tutta l'Etiopia, quindi i Big Five e tutti gli altri grandi erbivori delle savane africane. Poi vedete che qui c'è un altro parco nazionale che è separato da un altro affluente, questo è l'Omo e questo è un altro affluente. Qui c'è il Bago National Park. Tutto il territorio segnato con questa striatura grigia e metà circa del Bago National Park è l'area in cui vive l'etnia Mursi. Noi eravamo molto decisi ad andare da questi Mursi perché sono un'etnia molto particolare. Poi entrando nel parco del Mago National Park avevamo bisogno di permessi eccetera. Purtroppo non ci volevano lasciare entrare perché i Mursi in questo momento erano in guerra con gli Ari e questi sono ancora, i Mursi sono una tribù guerriera e in queste parti del mondo le contese si risolvono con la guerra. Quindi abbiamo un po' insistito e alla fine hanno deciso di lasciarci entrare nel parco e ci hanno dato una scorta armata per poter arrivare dai Mursi con una certa protezione. Quindi davanti al nostro pulmino c'era questo pick-up con sopra tre militari che ci proteggevano. Ecco, siamo arrivati al primo villaggio dei Mursi, dopodiché ci hanno detto si torna indietro, non c'è verso di andare oltre. Avevamo anche una guardia armata seduta in pulmino con lui, che è questo militare che vedete qui. Da qui vediamo subito molto bene com'è l'aspetto di un villaggio Mursi. I Mursi sono un'etnia di valorosi e feroci guerrieri. Per loro la lotta e il combattimento sono la forma più alta di valore e lo praticano proprio per acquisire prestigio e rispetto all'interno della loro società. Quasi tutti gli uomini adulti all'interno delle etnie Mursi posseggono un fucile o anche un Kalashnikov, perché qui dal vicino Sud Sudan c'è un traffico d'armi non indifferente. Ecco, i Mursi sono tendenzialmente nomadi o seminomadi e qui si capisce anche la forma delle capanne molto essenziale. Vedete questa capanna qui a sinistra che è in fase di costruzione, è fatta semplicemente con dei rami uniti in alto e poi sopra questi ci mettono della paglia. Ecco, loro praticano la pastorizia ma anche una semplice forma di agricoltura, soprattutto sorgo, grano turco e fagioli. Si dedicano invece alla caccia con molta abilità. Ecco che qui, girando per il villaggio dei Mursi, una delle cose che salta agli occhi, ma che avrete già notato anche in altre foto, è la presenza della plastica. La plastica è arrivata anche qui, in primo luogo perché il governo nei periodi di siccità porta delle taniche di acqua e quindi avrete visto taniche un po' in giro per le foto. Ma anche vedete catini secchi. Questo invece è il focolare davanti alla capanna con il paiolo di alluminio nel quale si cucina tutto. Ecco la caratteristica singolare dell'etnia Mursi. Le donne, dopo aver raggiunto la pubertà, secondo la tradizione appunto, tagliano il labbro inferiore chiaramente, poi inseriscono
nel labbro inferiore dei dischetti inizialmente piccoli di legno, poi via via sempre più grandi, in modo da allargare il labbro inferiore, che quando non è impegnato dal piattello labiale pende, diciamo, come vedete qui. Inoltre vengono tolti gli incisivi inferiori per permettere al piattello, che è rotondo, di sedersi in maniera più stabile, diciamo. La stessa cosa fanno anche con i lobi delle orecchie, come vedete, anche qui sempre con dischetti successivamente sempre più grandi. Perché ci viene spontaneo chiedersi perché fanno questo, perché sicuramente non è una cosa piacevole, però in questa cultura, diciamo, il piattello labiale è un segno distintivo di ricchezza, di prestigio per la donna che lo pratica, diciamo. E poi diciamo che è anche un segno di diciamo che per loro più grande è il piattello che la donna può indossare e più numerosi saranno i capi di bestiame chiesti in dote al futuro marito. Ecco, funziona un po' così. Le donne morsi, come vedete da queste immagini, praticano la scarificazione appunto del corpo come ornamento, e questo lo fanno per apparire più attraenti, senza altri scopi. I disegni, come vi dicevo prima, li fanno prima sul corpo, poi con le lavette incidono e fanno tutta quella procedura di cicatrizzazione con la cenere. E quindi con questi pacchi di cenere poi si cicatrizza in maniera rilevata il disegno e quindi dà origine a queste cose che vediamo qua. Ecco, qui vediamo invece un esempio di scarificazioni meno rilevate ma più numerose sulla schiena. Dopo i morsi ci spostiamo decisamente verso le montagne e andiamo a vedere l'etnia Konso. I Konso abitano un vasto territorio e sono divisi in 48 villaggi appartenenti in totale a 9 clan. Ogni clan ha il suo capo clan. È un popolo di religione cristiana o musulmana, però continuano a praticare comunque sacrifici pagani e pratiche pagane, diciamo. Da qui nella foto potete vedere innanzitutto una cosa, che loro sono un popolo di agricoltori, vedete questi terrazzamenti, coltivano il caffè, coltivano il mais, il sorgo, e poi vedete, guardando attentamente, che ci sono le capanne tradizionali, che sono quelle di paglia, diciamo col tetto conico, e poi ci sono quelle le casette un po' più nuove, diciamo, fatte in legno col tetto di lamiera. Chiaramente, essendo questi villaggi, sì, dico due cose a proposito dei tetti di paglia, tradizionalmente portano questi ottri di terracotta sulla cima del tetto, diciamo, con il fondo tolto, il fondo, diciamo. Dicevo, ecco, siccome sono villaggi costruiti sulla pendenza, si accede alle case con una rete molto fitta di sentieri che sono fiancheggiati da questi muretti a secco, come invece si vede qua nella foto. Questo è l'ingresso, proprio la porta d'ingresso, diciamo, del villaggio. Questa che vedete nella foto è la Makana, è la capanna al centro del villaggio dove si fanno le riunioni dei capiclan, e è molto alta, tutta col tetto in paglia, come vedete, e qui sotto poi c'è una specie di soppalco dove i ragazzini salivano a giocare. Ecco, infine vado avanti, scusate, ho sbagliato il tasto, devo aver fatto qualcosa che non va. Vediamo se riesco a sistemare le cose. Ecco, ci sono, però vediamo se mi ricordo. Sì, scusate, devo aver spicciato davvero. Ah sì, hai ragione. Ok, grazie. Ecco, dicevo, le donne
portano queste caratteristiche gonnellone con delle balze che sono tipiche delle donne sposate e anche coprono il capo con questi fazzoletti caratteristici. Vado oltre, vedete che qui il mortaio praticamente in cui si macinano, si pestano i cereali, appunto essendo una società agricola, e poi vedremo, dopo il conso, vedremo i Dorze. Anche l'etnia Dorze è un'etnia che vive sui monti Guge, e per arrivare dai Dorze si arriva a circa 3.000 metri di quota. Ecco, noi siamo arrivati in questo villaggio che erano i bel mezzi di una festa del villaggio, erano tutti vestiti a festa, molto tirati, ma anche molto sbronzi. Comunque questa etnia è famosa per queste capanne tradizionali che sono cosiddette a naso di elefante, perché hanno questa protuberanza sul davanti dove c'è la porta d'ingresso, che è anche l'unica apertura, che sembra proprio la proboscide di un elefante. Ecco, raggiunge anche i 12 metri di altezza questa capanna. L'interno, come vedete, lo spazio viene condiviso tra la famiglia da un lato e la stalla per gli animali dall'altro. I Dorze sono coltivatori, coltivano il cotone, quindi sono diventati dei bravissimi tessitori. Vedete, questa donna stava filando il cotone e poi loro si sono organizzati, questa è una piccola cooperativa di tessitura costruita con dei fondi di una onlus irlandese, e oltre al cotone coltivano anche cereali, spezie, frutta, tabacco e cose. Ecco, questa è una foto dei loro lavori di tessitura. L'ultima etnia che vedremo in questo video è l'etnia Alaba. Gli Alaba invece, qui siamo scesi sul fondo della Rift Valley e vivono vicino al lago Awassa e sono fondamentalmente dediti all'agricoltura, ma ovviamente tengono anche gli animali e anche sono dei bravi apicoltori. La caratteristica sono le loro capanne fatte di paglia, ma la base è rivestita di fango. Su questo loro fanno questi dipinti tradizionali, diciamo, al loro gusto, al loro piacere. Anche qui all'interno della capanna c'è la condivisione dello spazio tra la famiglia e gli animali. Sono musulmani gli Alaba e quindi vedrete che le donne hanno il capo coperto. Vi lancio il video. Scusate, sono tornata indietro per riuscire a ascoltare un attimo. Vi lancio il video relativo a queste ultime etnie.
Adesso vediamo la parte finale. Torniamo nella Bascia Valle dell'Olmo e qui andiamo a visitare l'etnia degli Amar o Amer. Perché ho lasciato questa etnia per ultimo? Non perché l'abbiamo visti per ultimi, ma perché con loro abbiamo passato un po' di più tempo, perché dagli Amer abbiamo visto la cerimonia di iniziazione del salto dei tori. Questo è un rito molto particolare di cui adesso vi parlerò. Cercherò di essere breve perché effettivamente è una cosa che dura più di mezza giornata, quindi è un rito molto lungo e complesso. Comunque è una cosa interessante, veramente interessante riuscire a vederla. Adesso vediamo se riesco a fare questa operazione che dovevo fare per prima. Sì, mi pare di sì. Ok, perfetto. Allora, andiamo a visitare il villaggio degli Amer, poi vedete qui innanzitutto le loro capanne, sempre molto simili diciamo alle altre, con delle recinzioni anche molto curate per gli animali. Una delle caratteristiche appunto anche qui delle donne, vedete che utilizzano queste decorazioni fatte in maniera molto ricca, con tantissime perline, questa specie di collari che si mettono al collo. Osservate queste due ragazze, non sono sposate perché hanno al collo queste collane di perline, oltre che questo che è un po' il loro collare rituale. Se invece osservate questa donna, vedete che ha questi giri di questi collari metallici e tra cui quello più alto ha questo spuntone sul davanti. Questo è tipico delle donne sposate, loro portano questa specie di collana, diciamo. Altra caratteristica interessante è l'acconciatura. Potete notare che queste sottilissime treccine sono come impastate, sono proprio ricoperti di una crema, di una pasta che loro fanno con il burro e l'argilla rossa, che dà questo aspetto lucido e anche questa colorazione un po' rossastra. Qui vediamo anche in questa foto la gonna proprio tradizionale degli Amer, che è fatta di pelle di capra ed ha una coda molto ampia sul dietro. Ecco, il giorno in cui avviene la cerimonia del salto dei tori, che cosa succede? È un rito di iniziazione molto lungo, nel quale un giovane fa questa prova per passare, diciamo, dall'età dell'adolescenza all'età adulta. È una prova di abilità che consiste nel camminare sopra 7 tori di zebù, praticamente, camminando sopra le loro schiene. Loro sono tutti messi affiancati uno all'altro. Però questa è solo la parte finale di quella che è una lunga preparazione alla prova. Cosa succede? Allora, all'interno del villaggio, intanto le donne si agghindano a festa, diciamo, e poi costruiscono queste coroncine con una pianta particolare che poi mettono sul capo in questo modo. Ovviamente si sono passati i capelli, sono preparati con quella crema fatta di burro e argilla rossa. Poi ecco, indossano questi campanelli sotto le ginocchia legati con delle stringhe di pelle, perché nelle danze che faranno questi suonano e accompagnano quindi il loro canto. Vedete la coda della gonna di pelle di capra molto ampio. Ecco, che cosa succede? A un certo punto le donne su uno spiazzo della zona cominciano le loro danze, cantano, hanno anche delle trombette che si vede qua, intanto suonano, cantano, danzano, saltellano e questi sonagli fanno un rumore particolare. Interessante, hanno in mano queste verghe sono tagliate da un albero speciale e sono le verghe con le quali loro chiederanno ai mazze, che sono gli amici del ragazzo che deve superare la prova, di essere frustati. C'è il rito della fustigazione. Loro si preparano in particolare proprio per questa prova spalmando
applicandosi del burro sulla schiena in maniera da sopportare meglio la fustigazione. Nel frattempo, mentre loro danzano, i ragazzi, gli uomini, insomma, si raccolgono nel fitto della foresta e si decorano il viso l'uno con l'altro. Ad un certo punto poi le donne entrano e li chiamano a gran voce, incitandoli ad uscire dalla foresta, consegnando loro le verghe con le quali loro verranno frustate sulla schiena. Ecco, questo è uno dei mazze, cioè degli amici del ragazzo che deve sostenere la prova, che si chiama Ukuli, e lui comincia la fustigazione delle ragazze. Questi sono i risultati. Quindi si vedono tutte queste schiene che sono completamente piagate, perché queste verghe comunque incidono la pelle. Vedete che loro indossano queste specie di t-shirt che poi arrotolano per proteggere il seno, lasciando scoperta la schiena. Vedete le cicatrici delle frustate delle volte precedenti, delle cerimonie precedenti. A noi occidentali chiaramente sembra molto, molto strano tutto questo, però dovete pensare che per loro, per le donne di questa tribù, le cicatrici sulla schiena che sono perenni chiaramente, sono dei segni tangibili della loro devozione e del loro affetto verso il ragazzo, il loro parente generalmente, che sta andando a superare la prova, e nello stesso tempo sono una specie di credito che loro vanteranno nei confronti del ragazzo, che dovrà proteggerli, dovrà sostenerli, dovrà aiutarli in caso di difficoltà. Andiamo avanti, ecco che poi le donne riprendono a danzare, cioè queste danze non avvengono una volta sola, ci sono tanti cicli di danze, poi riprendono a danzare in cerchio, alzando le trombette, cioè una gran confusione. E nel frattempo si cominciano a radunare i tori. Questa è una mandria di zebù, dalla quale vengono scelti 7 di questi zebù, quelli con le corna belle affilate, voi capite che sono anche abbastanza rischiose. Cosa fa il candidato intanto nel frattempo? Lui viene circondato da amici e anziani del villaggio e viene cosparso con il latte cagliato, e qui lo vedete. Lui si prepara come una specie di unizione, diciamo, e si prepara psicologicamente a sostenere questa prova, aiutato dagli amici. Ecco che intanto altri cominciano ad allineare i tori, che vengono trattenuti da un lato per le corna e dall'altro per la coda. Il vitello che vedete qui davanti non è che è uno scalino per poter salire, lui quando comincerà il salto dovrà proprio saltare sulla groppa del primo toro, non del vitello. Ecco, cosa deve fare? Praticamente lui deve correre sopra le schiene di questi 7 tori affiancati, una all'andata una volta, poi torna indietro, poi ripete ancora una volta e torna indietro, quindi 4 volte praticamente, cercando di non cadere. Questa è una prova di coraggio e anche di abilità, chiaramente. E qui vediamo il ragazzo che deve sostenere la prova, che nel frattempo si è alzato, si è spogliato, lui è completamente nudo e ha attorno alla schiena solamente una striscia di pelle di capra intrecciata che gli è stata regalata alla nascita e che quindi rappresenta il passaggio dalla sua età infantile adolescenziale all'età adulta. E qui inizierà la cerimonia, di cui adesso vi faccio vedere l'ultimo video.
Grazie per l'attenzione. Se vi sono domande, volentieri. Buonasera, grazie per la presentazione e i complimenti. La mia domanda è abbastanza semplice, nel senso, se loro devono andare in ospedale o hanno bisogno di qualsiasi cura, come fanno? Cioè hanno 2 ore, qualcuno che se forse li porta? Ma molto difficile, io non so se sì, c'è, no. È molto difficile, queste zone sono molto isolate, diciamo che il primo villaggio magari sta a 2 o 3 ore da questi posti, è un villaggio dove ci sono magari 2 negozietti, non c'è assistenza medica in assoluto da queste parti. Per la presentazione, ce l'ho pensando al ragazzo che deve saltare gli animali, cioè cade, si trova una caviglia, cosa fanno? Purtroppo sono grossi problemi perché sono tribù che vivono in maniera molto semplice, sono molto isolati dal resto del mondo, diciamo. Anche l'accesso alla scuola, per esempio, è un grosso problema. Oltre alla sanità c'è quell'altro grosso problema che è l'accesso all'istruzione. Nei piccoli villaggi qualcosa si fa, ma in queste tribù che vivono molto isolate praticamente sono totalmente analfabete. Addirittura nei villaggi c'è il grosso problema che le femmine non lasciano che vadano a scuola perché secondo la cultura locale non serve. Quindi c'è una grossa battaglia anche a livello di cultura proprio da fare probabilmente. D'altra parte il problema parte dell'Africa. Sì, ma soprattutto di queste aree dell'Africa perché sono molto isolate, molto fuori dai centri abitati in sostanza. Comunque diciamo che ecco, una cosa che si può dire è che loro si stanno un po' globalizzando, nel senso che vedendo turisti, vedendo gente, chiaramente capiscono che c'è un altro mondo oltre a loro, no? E quindi vedete che hanno degli accessori che sono occidentali, si fanno regalare, chiedono continuamente di avere la maglietta piuttosto che la tua sciarpa o il tuo fermacapelli, queste cose qui, perché sono attratti da tutto quello che appartiene al mondo occidentale, in primis i cellulari, queste cose qua. Quindi diciamo che questo stato così di isolamento non durerà ancora molto, credo che fra non molti anni saranno un po' più civilizzati sicuramente, proprio perché c'è una contaminazione inevitabile quasi, direi. Sono qui. Si facevano fotografare volentieri? Allora, questo è un problema del tipo che non puoi andare in questi villaggi che sono molto chiusi, così da libero cittadino. Noi avevamo una guida locale che parlava la loro lingua e bisogna contrattare con il capovillaggio, pagare chiaramente, e poi entri e fai le foto, se no non fai niente. È così, praticamente loro hanno imparato il valore del denaro e quindi si fanno pagare chiaramente. Ciao Rossella e complimenti. Grazie. Una cosa, faccio tutte le domande, dopo mi rispondi di seguito. Quanto è durato il viaggio? Allora, questo è un viaggio di 16-17 giorni, mi pare. Ah, così poco? Pensavo molto di più, sinceramente, visti i passaggi. Ma sai, ci siamo focalizzati solo su quella zona, non abbiamo fatto altre cose dell'Etiopia, era un viaggio finalizzato proprio alle tribù. In parte il Signore ti ha già chiesto, volevo capire se li mettevi tu in posa o se... In pratica, quando intendi fotografare qualcuno che ti interessa, gli chiedi, posso fotografarti a gesti, chiaramente, ti dicono di no, non lo fai, ti dicono di sì, lo fai. Magari gli dici girati di là o girati di qua o mettiti da
questa parte, perché magari non si è incontro sole, per dirti, però non hai proprio tanta scelta, diciamo, ecco. Infatti è stato un grosso problema dal punto di vista fotografico, i fotografi qui spero che mi capiscano, perché magari arrivi lì a mezzogiorno o alle 11, hai il sole a picco sopra la testa e non è che puoi dire torno domani o torno al tramonto, devi fotografare con le condizioni che ci sono, magari le luci altissime, le capanne che sono chiare, che riflettono, è stato un macello, veramente molto difficile. Ho visto che a parte delle collane erano conchiglie, però altre erano altri materiali, io mi auguro non plastiche o cose del genere, o non so da dove potessero arrivare. Sì, sono di plastica sicuramente. E la quantità di collane, di giro di collane, corrispondeva magari, come per le donne a letto sposate, avevano gli anelli rigidi, per quelle non sposate la quantità di collane erano, non so, una classe sociale piuttosto che un'altra, o No, erano ornamentali? Sono solamente ornamentali. Ah, ok, grazie. Buonasera. Buonasera. Io ho visto delle fotografie che mi hanno lasciato piuttosto perplessa e riguarda appunto l'etnia dei guerrieri. Sì. Non so se lei ha avuto occasione di chiedere magari a questo capovillaggio come fa una etnia che ovviamente lei ha detto vivono di cose semplici, quindi di un po' di granaglie, qualche pecora, qualcosa, a permettersi un fucile o un Kalashnikov? Diciamo che questo io non lo so di certo, so che mi è stato detto che nel vicino Sud Sudan ci sono state parecchie guerre ultimamente e quindi c'è un mercato nero, chiaramente, di armi in cambio di mucche o in cambio di capre. Allora loro danno gli animali in cambio del Kalashnikov e delle munizioni, cioè c'è uno scambio, diciamo. Spero che nascano poche mucche. E poi, come dicevo prima, loro se hanno delle contese da risolvere con le tribù vicine, loro si fanno la guerra e si ammazzano, proprio non hanno mezze misure, diciamo. Questo. Bene, abbiamo un po' sforato un pochino, quindi Rosella è qua, quindi mentre noi togliamo. Volevo solo dire una cosa che forse mi è sfuggita di dire durante la presentazione, posso? Quando ho fatto vedere la mappa c'era un circoletto rotondo dove c'era scritto Gibe 3 a nord, proprio dove c'è la parte proprio dove sorge il Lomo River. Lì è stata costruita e finita nel 2016 una grande diga, appunto, che si chiama Gibe 3 per la produzione di energia elettrica, è stata fatta da imprese italiane tra l'altro, e questo è stato un grave problema, ha rappresentato un grave problema per tutte le tribù che vivono lungo il fiume Omo, perché la diga ovviamente ha trattenuto l'acqua del fiume e l'acqua che poi loro si sono ritrovati a valle è di gran lungo inferiore a quella che era la portata precedente. Di conseguenza, diciamo, le inondazioni che si svolgevano naturalmente sul sfondo del fiume andavano ad irrigare la campagna, diciamo, non ci sono più. Questo ha rappresentato problemi di carestia per le coltivazioni. Poi il livello dell'acqua più basso ha reso meno pescoso il fiume perché l'acqua è troppo fangosa. Quindi ci sono stati problemi di approvvigionamento di cibo per queste tribù che per cercare cibo hanno sconfinato nei territori altrui, quindi ci sono state guerre tribali varie. Questo per dire che magari lo Stato ha inteso, facendo le dighe, investendo un sacco di soldi, probabilmente procurarsi dell'energia elettrica, però ha danneggiato profondamente queste tribù. Ecco, questa tra parentesi Bene, Rosella è ancora qui mentre noi tiriamo via, mentre noi
ricapitoliamo un po' tutto, se avete altre domande lei è qui, e vi diamo appuntamento quindi all'autunno prossimo per questo tipo di proiezioni, all'estate se volete venire per le serate estive, fuori vi ripeto c'è un foglio dove potete lasciare il vostro mail se volete essere avvisati una decina di giorni prima di ogni evento, vi aspettiamo eventualmente venerdì. Se volete aiutarci, come sapete noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi investiamo tutto quello che ci date per questo tipo di iniziative, e c'è anche il bigliettino se volete lasciare il 5 per 1000 in quadra. E grazie a tutti e arrivederci all'autunno per questo tipo di proiezioni, e se volete quest'estate per altre manifestazioni. Grazie, arrivederci.